Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avrete visto da maschera nel titolo, oggi vi spiego come trovare i numeri Busby o i numeri cosmici. Questo perché è una cosa che non è complicata, è una cosa facile, ma prima di tutto vi chiedo di iscrivervi al canale del vostro Marietto Veneziano di Illegale, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, e vedete qui sotto in descrizione i link per venirci a trovare, e se volete mettete anche un bel super like. Bene, quindi oggi iniziamo. Che cosa sono prima di tutti i numeri cosmici? Voi sapete che ultimamente è venuto di moda praticamente seguire correnti che arrivano dall'est, che dicono, in cui spiegano che alcuni numeri possono attivare delle forze e delle energie, ma queste forze e energie sono sempre esistite fin dall'inizio dei tempi dei numeri, e basta sapere come utilizzare il pendolino. Il pendolino ci viene in aiuto, e ci viene anche in aiuto questo quadrante radiostesico per cercare questi numeri. Quindi non è che bisogna pensare che dall'est arrivano i miracoli e questi numeri solo loro siano i padroni del vaporetto. Sono sempre esistiti, solo che diciamo che dall'est è rivenuta una bella campagna di marketing e si sono saputi vendere benissimo, ma i numeri cosmici potrete trovarli anche voi se sapete come fare, non c'è bisogno di comprare libri e quant'altro, l'importante è che qualcuno vi spieghi come fare. Quindi questa piccola pillola è proprio per iniziare. Faremo una pillola divisa in due, cioè praticamente due pillole, la prima pillola di base e poi l'altra per poter attivarli. Bene, prima di tutto partiamo con il nostro quadrante radiostesico per la valutazione, per vedere se effettivamente va bene questo circuito. Mettiamo il nostro testimone, che in questo caso non bisogna, ma facciamo una domanda a pensiero aperto, cioè se serviranno per noi questi numeri cosmici che estrapoleremo dal circuito, e vediamo che il pendolino chiaramente ci dice di sì. Una cosa importante è sempre chiedere al pendolino, col quadrante radiostesico per la valutazione, se va bene per noi qualsiasi cosa che noi facciamo, e in questo caso qui vediamo di sì. Quindi detto questo, ci possiamo stare tranquilli che praticamente questo quadrante che useremo funzionerà. Eccolo qua. Questo è il famosissimo quadrante per i numeri Busby, che tanto si vede in giro, cioè praticamente in realtà si vedono in giro i numeri con altri nomi di personaggi che sono diventati famosi perché hanno estrapolato questi numeri, ma questi numeri sono i classici numeri cosmici. E vediamo che questo quadrante è diviso in due parti, la parte sinistra e la parte destra. Allora, come si usa? La prima cosa è che noi dobbiamo sapere che dobbiamo avere una domanda, quindi ipotizziamo che vogliamo fare la domanda a questo circuito di numeri cosmici. Ad esempio, voglio un numero per poter avere degli amici, voglio un numero per poter avere degli amici premianti. Quindi cosa faccio? Mi posiziono così, prendo il mio pendolino e chiedo di quanti numeri dovrà essere composto questo numero cosmico. E voi vedete che a questo punto il pendolino ci dice che sarà composto da 10 numeri cosmici. Quindi noi cosa facciamo a questo punto? Quando siamo sicuri che il numero sarà composto da 10 numeri cosmici, ci fermiamo, mettiamo il nostro dito, andiamo su di qua e pensiamo: dammi questi 10 numeri cosmici per avere tanti amici, e vedete che il primo numero va sullo 0. Quindi noi ci fermiamo, prendiamo carta e penna e scriviamo 0. Teniamo sempre il ditino sul numero 10, riprendiamo il pendolino, andiamo sulla e chiediamo sempre: dammi il numero cosmico per avere amici premianti, e vedete che avete il 2.
Quindi ci fermiamo, prendiamo la penna e scriviamo il numero 2. Continuiamo e cerchiamo il terzo numero e vediamo che il pendolino ci dà 8. Quindi ci fermiamo, prendiamo la penna e scriviamo 8. E così via fino a che non avremo questi numeri 10. Praticamente avremo alla fine il nostro numero completo, che è il numero Busby. Questo numero poi noi lo applicheremo su un foglio di carta, lo scriveremo dentro un decagono, ma questo passaggio successivo lo vedremo nella prossima pila. Quindi oggi abbiamo visto come iniziare a usare i numeri cosmici, i numeri Busby. Poi ci sono vari modi per poter utilizzare, si può mettere dentro una conchiglia, dentro un decagono, mettere in un foglietto, poi sotterrare sottoterra. Insomma, questi numeri possono essere utilizzati in vari modi per poter essere impressi nell'eterico, ma questo chiaramente lo vedremo nella prossima pila. Bene, cari amici, vi ricordo anche che questo circuito è liberamente scaricabile nel sito ilcapitano.altervista.org e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!